Sergio Mattarella è tornato in Laguna per una breve visita in occasione della celebrazione per i 35 anni dalla fondazione della Commissione Venezia, o per esteso della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, l'organo consultivo del Consiglio d'Europa che fornisce agli Stati membri pareri legali su questioni di democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Il capo dello Stato è sbarcato di fronte agli ex Giardini Reali, accolto dal sindaco Luigi Brugnaro, dal prefetto Darco Pellos e dal presidente del Veneto Luca Zaia. In una piazza San Marco presidiata con discrezione attraverso un meccanismo rodato lungo le varie visite che il capo dello Stato ha riservato a Venezia in questi anni, prima di raggiungere il Palazzo Ducale, per Mattarella c'è stata anche occasione di scambiare alcune parole con i gondolieri in servizio agli Stazzi di fronte al bacino. A Venezia era presente anche il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, che ha affrontato il caso di Alberto Trentini, l'operatore umanitario dell'Idu incarcerato ingiustamente in Venezuela da quasi un anno. Lui è detenuto insieme ad un'altra decina di italiani, cercheremo di fare in modo che possa rientrare in Italia e possa essere liberato insieme agli altri nostri connazionali. Due sono stati liberati un mese fa e ora lavoriamo in una situazione che è caratterizzata dall'incertezza, dalle difficoltà. Cercheremo di fare tutto il possibile per riportarlo in Italia sano e salvo. L'ultima visita di Mattarella a Venezia risale a pochi mesi fa, il 19 maggio, in occasione del quarto Festival delle Regioni, sempre a Palazzo Ducale, dove questa volta ad accoglierlo c'era il segretario generale della Commissione Alain Berset. Rispetto all'ottimismo che nel 1990 caratterizzava lo scenario internazionale in cui fu fondata la Commissione, il clima appare cambiato, sempre più caratterizzato, ha detto Berset, da episodi di disprezzo per lo Stato di diritto internazionale e regresso della democrazia.